Eccoci insieme, cari telespettatori, sempre con Tina Cupani, segretaria generale FNP CISL del Veneto. Stiamo parlando di manovra, di provvedimenti che avrebbero potuto essere presi, altri che non sono stati presi, di richieste da parte del sindacato della CISL, FNP in modo particolare, a tutela dei pensionati e delle persone anziane e più fragili. In modo particolare lei sottolineava di puntare l'attenzione sulla tassazione delle pensioni in Italia rispetto agli altri paesi d'Europa. Tra l'altro avete prodotto anche un grafico che a livello esemplificativo ci fa capire come siamo messi non bene. Siamo i più tassati perché 20,5% dell'Italia a fronte del 7,3% della Francia, per esempio, oppure già il 19% della Spagna è sotto di noi. Insomma, è abbastanza allarmante, ma è mai stato rappresentato questo al governo? Certo, sì, e noi lo rappresentiamo spesso al governo, anche perché ogni anno noi quando si tratta di fare delle riflessioni o delle proposte sulla riforma fiscale, anche questa andrebbe sempre vista in un contesto strutturato, strutturale, perché anche lì ogni anno fare le riforme, però si dà per scontato che il pensionato comunque nel momento stesso in cui riceve una pensione abbia già nel corso della sua vita in qualche maniera da un punto di vista di fiscalità contribuito. Già. E quindi almeno nel momento stesso in cui si deve un po' godere il frutto di quella del lavoro svolto, almeno in quel contesto lì si lasci un netto percepito un po' più alto, anche perché detrazioni poi spariscono, perché alcune detrazioni che riguardano le categorie degli attivi, di chi in attività di produzione o di dipendente pubblico non esistono per il mondo dei pensionati. E poi teniamo conto anche che un'altra difficoltà che noi avvertiamo è in quei pensionati che hanno redditi medio-bassi e che non hanno capienza per quanto riguarda le detrazioni per spese mediche e visite specialistiche, perché versando poche tasse o essendo nella no tax area non hanno la possibilità di recuperare le spese mediche, quindi è un qualcosa in cui bisognerebbe, che è una questione che bisognerebbe prendere in mano e trovare una modalità per dare anche a chi si trova in questa situazione la possibilità di recuperare una parte delle spese, soprattutto in questo momento in cui purtroppo la sanità ha i limiti che noi conosciamo, però quello che a volte mortifica è che comunque c'è questo, io direi quasi accanimento fiscale anche sui pensionati, e poi lo dicevo prima, poi ti accorgi che ci sono le grandi evasioni, che ci sono tutte quelle possibilità di tassare gli extra profit, cioè quei profitti che arrivano da chi ne è uscito avvantaggiato dal Covid, pensiamo alle grandi aziende farmaceutiche, alle banche che hanno avuto 63 miliardi di utili e che si sono rifiutate di dare una disponibilità a 4 miliardi diciamo di solidarietà da inserire nella legge di bilancio per dare una mano ad un paese che è in difficoltà, perché un debito pubblico come il nostro solo con l'aumento dei tassi della BCE ha portato a 12-13 miliardi più di interessi sul debito pubblico che vanno riconosciuti, quindi manovre finanziarie che sono poco espansive e che hanno poco investimento sul sociale, derivanti anche da situazioni di questo tipo. Però qua insomma dopo tutti quanti hanno fatto da questo punto di vista hanno bloccato l'operazione, però anche qua non va bene, cioè ognuno deve comunque mettere a disposizione una parte delle risorse per aumentare le entrate in un momento in cui ci sono molte difficoltà. Il momento è difficile e non si può sempre fare manovre in deficit.
Lei, dopo tocchiamo il tasto, anzi tocchiamolo adesso, perché quando parliamo di deficit, parliamo di sanità e sociale, è un altro aspetto che vi sta particolarmente a cuore, perché parliamo di persone fragili e magari di pensionati che non possono permettersi, se parliamo di prevenzione, aspettare tempi tanto lunghi, oppure pagarsi le visite private se hanno bisogno di ricorrere alla sanità. E poi c'è il problema del sociale. Voi chiedete di riorganizzare le risorse, di rivedere cosa si può fare. La prima cosa che noi chiediamo è che sulla sanità ci siano ulteriori risorse, perché c'è tutto il problema della non autosufficienza, di cui parlerò dopo, che però è collegata al disegno di legge, la legge delega noi diciamo sulla non autosufficienza, però è la legge delega su tutto il mondo che riguarda gli anziani. Però abbiamo un problema di sanità e quindi gli interventi della sanità che sono stati previsti in finanziaria di fatto servono solamente a riconoscere giustamente i contratti e il rinnovo dei contratti al personale sanitario, quindi medici e sanitari e anche dipendenti, altre categorie di dipendenti pubblici. Perché noi abbiamo bisogno di avere personale che rimanga nella nostra sanità, che non fuga da altre parti e che sia da un punto di vista organico numericamente in una situazione rispetto alla quale può garantire il servizio pubblico. C'è stato un investimento particolare per il recupero per quanto riguarda le liste di attesa, ma anche lì c'è la difficoltà che si registra, è quella di carenza di personale, per cui per quanto uno possa incentivare azioni di questo tipo e non ho personale, il problema diventa da questo punto di vista molto impattante. Sulla sanità e sul sociale andava e noi chiediamo vengano stanziate più risorse. Il sociale è la grande emergenza di questi anni, perché nuovi poveri, colleghiamo tutto quello che è il mondo anche, e lo collego non a caso al sociosanitario, quindi alle case di riposo, a tutto quello che è quel tessuto che dovrebbe essere di supporto alle famiglie nei momenti di difficoltà, soprattutto per quanto riguarda la non autosufficienza. Io volevo fare una precisazione perché ogni tanto ce lo ricordiamo. Sulla non autosufficienza, grazie proprio all'azione che ha svolto la CISL 2 anni fa e ha ripetuto anche nell'anno ultimo passato, noi siamo passati da 250 milioni di stanziamento iniziale nel triennio 2022-2023-2024 sulla non autosufficienza a 850 milioni, quindi questo è stato fortemente voluto dalla CISL. Non sono sufficienti, non bastano. Cioè c'è stato un aumento sostanzialmente. Ma tanto per capire, quando sei lì, in un momento in cui allora io vorrei anche che magari chi ci segue lo capisse, nel momento in cui la coperta è corta, nel momento in cui le risorse sono poche e nel momento in cui devi chiudere in tempi abbastanza relativamente veloci una legge di bilancio. E devi fartela approvare dall'Europa. Non puoi lasciare il tavolo in cui vai a costruire, a proporre, a portare a casa qualcosa ad altri, perché se tu quel tavolo lì in cui c'è il dialogo, in cui c'è comunque il confronto, non ci sei e c'è qualcun altro al posto tuo, la coperta è corta e molti sono interessati a portarsi a casa quel poco che c'è. Per quello noi non ci siamo mai sentiti di abbandonare quei tavoli. Che fosse anche 1 milione in più sulla non autosufficienza, un finanziamento della legge 33, che è la legge delega sugli anziani, che è quello sulla quale è l'investimento sulla quale ci stiamo battendo. Cioè, con che faccia è che io dico ai miei, ho preferito non esserci perché tanto non porto a casa niente, preferisco dire sono stata là fino alla fine e comunque ci ho provato e almeno me la sento di guardare in faccia chi mi chiede conto del mio lavoro, del mio ruolo di sindacato.
Certo, no, questo è significativo e si fa comprendere anche meglio la vostra posizione, anche non è solo ideologica ma un po' di fatto, di principio, pragmatica, diciamo, noi abbiamo molto la pragmatica. Contrattazione e l'autonomia come pilastri della nostra organizzazione sindacale. Un altro aspetto che lascia col punto di domanda è la rivalutazione delle pensioni. Sì. Questo è un po'... Sì. È inquietante. Allora, noi fino a 4 volte il minimo abbiamo la rivalutazione piena, che è quella del 100%. Anche il trattamento minimo, come vedete, con anche l'anticipo dello 0,8% della perequazione piena in base all'inflazione del 2023, che è dell'8,1 è garantito. Quello che non sappiamo qual è il tasso di rivalutazione del 2024, lo vediamo lì. Sì. La cosa che noi riteniamo profondamente ingiusta è quella non riconoscere interamente la perequazione da 4 volte il minimo in su, quindi a partire da 4-5 volte il minimo, perché c'è un livello rispetto al quale si entra un po' sia nella quarta che nella quinta volta il minimo. E quindi la nostra richiesta è comunque sempre di perequazione piena, quindi quello rimarrà sempre una proposta che noi anche perché lo interrompo un attimo, giusto per capire, uno pensa chissà di cosa stiamo parlando, ma sono sempre cifre lorde? Cioè sempre. E quindi sempre. Non stiamo parlando di cose... No, e infatti noi, precisiamo che il 71% delle pensioni in Veneto rientrano nella perequazione al 100%. Sì, quindi infatti. Noi abbiamo comunque una copertura di riconoscimento pieno dell'inflazione sulla maggior parte delle pensioni. Infatti io chiedo alla regia di mettere proprio il grafico, l'abbiamo fatto vedere tantissime volte, però è molto chiaro. Sì, infatti, pensionati so in che Veneto, avete parlato anche la settimana scorsa 2022, di questo, 1300, praticamente il 71% comunque qua. Ha una rivalutazione che raggiunge il 100%. Sì. È una questione di principio e di diritto. Noi chiediamo che anche sulla restante parte ci sia una perequazione che sia quantomeno intera, certo. Oppure almeno che si riconoscano le fasce, perché qual è l'altra criticità? Che chi è fino a 4 volte il minimo ha la perequazione al 100%. Se uno nella fascia subito successiva non è che fino a 4 volte il minimo ha il riconoscimento al 100%, ma immediatamente scatta in una percentuale ridotta che ricomprende anche la prima parte, che in realtà non vede equità rispetto agli altri redditi di pensione. Quindi almeno se avessero lasciato 4 volte il minimo 100% a tutti e per la parte eccedente avessero innescato il meccanismo di riduzione di perequazione, in qualche maniera sempre un sacrificio, ma ci poteva anche stare. Così è anche profondamente ingiusto, ripeto. Uno si costruisce la propria pensione per scelte di vita, per scelte lavorative, certo, perché aspetta di avere un ritorno. Certo. Abbiamo un minuto alla fine. DDL anziani, obiettivi e strumenti, vediamo anche la slide proprio a livello succinto, perché poi magari ne parleremo in prosieguo. Benessere psicofisico globale dell'anziano sono gli obiettivi che vorreste raggiungere, individuazione dei LEPS e integrare con i LEA, che è un'altra questione. Sì. Bella importante, prevenzione della fragilità, poi fragili e non autosufficienti, un accesso più facile e unico ai servizi sociosanitari, che è sempre molto molto complesso. Sono tematiche che vanno approfondite queste. Sì, perché si collegano a tutta la riassetto della sanità territoriale, PNRR e tutto quella che è la nuova medicina territoriale. Quello che noi stiamo denunciando è che i decreti attuativi a copertura di questa legge delega non prevedono nessun tipo di risorsa. Quindi noi ci troviamo a dover riorganizzare tutta la sanità, di dover dare tutta una nuova rete socioassistenziale nel territorio
a risorsa zero, e questa è una delle grandi rivendicazioni che andremo a fare il giorno 25 a Roma. Vendiamo la CISL. locandina in chiusura, quindi Piazza Santi Apostoli, Roma, ore 10-25 novembre 2023, manifestazione nazionale, partecipare per crescere, migliorare la manovra, costruire un nuovo patto sociale, CISL. Sarete insieme alla CISL, FNP entrambi. Io ci sarò. Ecco, ci sarà, quindi per partecipare organizzatevi, chiamate le sedi dell'FNP CISL e della CISL, perché magari ci saranno organizzati magari dei pullman per partire insieme, insomma qualcosa vi saranno date le indicazioni precise per come partecipare. L'importante è esserci, come dice la segretaria Tina Cupani. La ringrazio, grazie di essere stata qui con noi. A voi. Grazie a voi cari telespettatori, ricordatevi quindi a settimane alterne noi vi aspettiamo con gli aggiornamenti da parte di FNP CISL del Veneto. Presto!